Le fiamme si sono propagate in pochissimo tempo avvolgendo le stanze della casa di Rita Beth, la storica ex presidente della Proloco di Farra di Soligo. A provocare l'incendio una pentola dimenticata dal marito sui fornelli. La donna, che si trovava al piano superiore, ha cominciato a sentire un forte odore di bruciato. È quindi scesa e in cucina ha visto le fiamme alte ed il fumo che ormai aveva invaso la zona. Immediatamente è corsa al primo piano per rifugiarsi in un terrazzino. Le urla hanno richiamato l'attenzione del fratello, che vive in una casa accanto e che ha subito allertato i mezzi di soccorso. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, il sindaco ed i carabinieri. Non è stato facile portare in salvo la donna e spegnere il fuoco, ingenti i danni all'abitazione. Rita Beth è stata portata in ospedale per intossicazione da fumo. Questa mattina nuovo intervento dei vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato nell'area esterna del caffè Carducci a Vittorio Veneto, prima dell'apertura del noto bar. Infatti verso le 6 le fiamme alte sono improvvisamente divampate nell'area adibita al plateatico, tanto che nell'incendio è rimasta distrutta parte della mobilia, tra cui un tavolo ed un ombrellone. Anche in questo caso a causare il rogo sarebbe stata una distrazione. Sembra infatti dai primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri che a innescare l'incendio sia stato un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso contro l'ombrellone.